Come ti chiami? Maiuolo Raffaele, Quanti anni hai? 20 anni. Vivi ancora con i tuoi genitori? No, io convivo già con la mia attuale ragazza. Hai qualche animale domestico? Allora, purtroppo ce l'abbiamo questo animale domestico. Eccola qui, l'ultima arrivata. Come si chiama? Hermes. Un pitbull di 4 mesi, bellissima, la più bella di tutta la famiglia. Guardate che occhioni che c'ha. Quali sono i tuoi hobby? Il mio principale hobby, che non è un hobby perché è una passione più che altro, è il pianoforte. Poi diciamo come hobby veri e propri ho la palestra, quindi l'allenamento fisico, palestra, e attualmente pratico anche pugilato, box. Hai altri hobby? Allora, cos'altro mi piace fare? Diciamo che una cosa che mi piace sin da quando ero piccolino è sicuramente comprare vestiti, comunque abbigliamento, accessori. Bene Raffaele, adesso ci daresti un assaggino di tutti i vestiti che hai acquistato in questi anni. Qui abbiamo l'angolo scarpe, purtroppo non sono tutte quelle che vorrei perché lo spazio non lo consente. Uno dei tuoi paia più costosi? Il paio più costoso non è uno dei miei preferiti, però sempre, diciamo che mi piacciono un po' tutti, però il più costoso forse è questo qua, Versace Chain Reaction. Check it out. Raffaele, facci vedere il paio a cui tieni di più. Sono queste qui. Sono Nike Dunk per Off-White. In the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping Moet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Allora, cominciamo dalle magliette. Vieni qua. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Papa. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Papa. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what you... Questo qua Versace, che è un completino, sotto anche il suo pantaloncino corto abbinato, tutto in seta, molto particolare e molto bello a parer mio. And ask you what your interests are. Who you be with, things to make you smile. What numbers to dial. You gonna be here for a while. I'm gonna call my crew. You gonna call your crew. We can rendezvous at the bar around 2. Plans to leave, throw the keys to little C's. Pull the truck up front and roll up the next blunt so we can steam on the way to the telly. Go fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs and Welch's grape. Conversate for a few. È un Moncler stagione invernale. Questo qua bellissimo a parer mio. Diciamo non è una cosa da tutti perché è un pochino più paffutello, però a parer mio molto bello. Questo qua sempre molto bello, altro Moncler. Yeah, Nito Moncler, fora fa freddo, sei sotto zero. Vacca un frevo quando tu metti, perché sta meglio a te. Non è vero che stai buono se non mi insieme. Quando mi dice che mi va bene, come te voglio a te. Cosa vorresti fare da grande, Raffaele? Allora, attualmente mi sto appunto specializzando nell'arte, perché è un'arte secondo me, del pianoforte. Al fine del mio percorso avrò una laurea, quindi sarò laureato. Con questa laurea potrò fare molte cose come insegnare o altro, quindi praticare nelle scuole, che diciamo non è il mio obiettivo principale, perché il mio obiettivo principale è poter comporre, quindi trasmettere qualcosa di mio anche ad altre persone e sperare che questa cosa piaccia anche ad altre persone come piace a me. Adesso ci parleresti di come è nata questa tua passione per il piano. Allora, sì, certo.
Diciamo che la passione per il piano non è nata principalmente da me, ma bensì da mio padre. Perché da mio padre? Da mio padre perché mio padre canta, un cantante neomelodico, canta fin da piccolo, non ha mai preso lezioni o altre cose del genere, è sempre stata una passione sua, così come per me con il piano. E lui ha avuto sempre questo sogno di voler essere accompagnato da me, quindi voleva io che l'accompagnassi con il piano e lui che cantasse, sin da quando ero piccolino io. E infatti io quando avevo 6 anni all'incirca, mio padre già mi comprò un pianoforte acustico da a casa e mi iscrissi a lezioni private che frequentavo abitualmente, che però si rivelarono, diciamo, non le lezioni ma il professore che mi insegnava all'epoca era, diciamo, molto molto severo per l'età che avevo, perché a 6 anni diciamo che non puoi essere così severo con un ragazzino per farlo studiare. E diciamo che da lì non seguì le orme di mio padre perché non era una cosa che mi appassionava per via di questo professore che non mi intrigava molto, diciamo. E all'età di all'incirca 10-11 anni mio padre venne arrestato purtroppo quando intraprese la sua carriera da cantante neomelodico giù a Napoli, perché all'epoca vivevamo tutti quanti a Napoli, ci trasferimmo là per circa 2 anni più o meno, lo arrestarono e poi noi subito dopo tornammo all'Elba perché lì non c'era lavoro, non era una cosa fattibile, non era fattibile proprio viverci. E quando tornammo qua mia madre mi chiese se potevo soddisfare il desiderio di mio padre, cioè di accompagnarlo, quindi di suonare il piano. E quindi data la situazione di mio padre io decisi, anche se non mi piaceva all'epoca, di iniziare a studiare il pianoforte. Io là subito dopo poco, perché iniziai come autodidatta, quindi iniziai a studiare da solo. Già da lì la passione iniziò ad emergere, perché appunto studiavo da solo e quindi era una cosa vera e non che mi imponeva un'altra persona. E da lì nacque questa immensa passione che ancora tutt'oggi c'è. Ora attualmente, allora, ho studiato per circa 7 anni più o meno da autodidatta, quindi ho sempre studiato da solo, non ho mai preso lezioni, a parte qualche lezione qui e là privata, ma comunque non c'era molto con la testa per mettermici seriamente a studiare. Ora invece sono un paio d'anni che studio ad un'accademia musicale fuori del Bar Roma. E questa qua è una cosa seria, infatti mi ci sto mettendo molto molto d'impegno e speriamo che questa cosa possa sempre crescere. Adesso ci faresti sentire qualche tuo brano? Assolutamente sì, andiamo al piano.